Eccoci, siamo arrivati anche alla posa degli agri, Mario. Una delle ultime puntate, penultima puntata di questo bellissimo percorso degli chef in tavola. Esatto, cominciamo con il patron, con l'ospite, Con il padrone di casa. l'ospite che si chiama... perché Scritto. non si scrive mai il nome? Ma come mai? Come fa? Andrea Bozzato. Bisogna sempre scrivere, perché poi uno si mette la giacca degli altri. Sì. Chi è che l'ha detta questa? Uno grande che ha detto io ce l'ho scritto perché sennò sbaglio già. Sbaglio giacca. No, in realtà i grandi, e qui ne abbiamo uno che sarà 1,85 m, i grandi. Beh, tu sei un nano e purtroppo... Non mettiti sulle punte dei piedi. Andiamo subito al solito, cosa ci hai preparato di buono? Beh, di buono stasera partiamo con 3 piccoli snack, così faremo un aperitivo nel nostro verde, dove abbiamo fatto una pasta fredda croccante, quindi dei rigatoni, delle penne, delle conchiglie soffiate panate con delle varie polveri aromatiche, poi un asparago in salamoia tinto della crema di mandorle e una polvere di nocciole, e poi per finire abbiamo fatto un piccolo involtino di insalata del nostro orto con delle cosce di faraona cotte in onto e della marmellata di cipolla rossa. Meraviglia. Questo è lo snack. Questo è solamente l'inizio, però. poi incominciamo con il menù vero e proprio. Cosa fanno i tuoi colleghi? Partiamo dal suo piatto. Io avrò il secondo piatto. Anche questo? Oltre agli snack anche il secondo piatto. Prenderò il secondo piatto che è la faraona latte e miele, che qui dobbiamo ringraziare il signor Scudellaro che ce l'ha fornita. Esatto, e qui abbiamo cotto tutte le parti in modi diversi, non ve le anticipo, insomma togliamo la parte più interessante, abbinate con della begonia, quindi è un fiore acidulo che ha questo piccolo sapore di mela verde, e una salsa di ciliegie. Questo è un piatto tuo. Questo è un piatto mio. Sì. Però posso dire, io sono stato qua quando lui fa le molecche, io preferisco le molecche. Io sono... No, però... in autunno. Bisogna tornare in autunno. No, però lui sulla carne... Diciamo che essendo a Polverara dobbiamo sviluppare la carne. Poi Però qualche pesce, dai. no, il pesce ci sta, infatti adesso noi anche in carta abbiamo solo ed esclusivamente laguna o Alto Adriatico, però in carta c'è la laguna, fuori carta l'Alto Adriatico, e lì andiamo in base al pescato veramente del giorno. Poi c'è l'omino col carrettino che passa. Esatto, no, qui noi veramente abbiamo un ragazzo in contatto con noi tutto il giorno e tutta la notte, quando arriva qualcosa ci manda foto, prezzo e qualsiasi cosa, noi decidiamo se acquistarlo o no, e lui alla mattina ce lo porta alle 7. La tecnologia oggi, un WhatsApp, prezzo... D'altra parte sei su un resort di campagna, però che insomma le ambizioni non sono poche. No, insomma, bisogna valorizzare tutto, abbiamo una laguna che ci dà prodotti che non ha veramente nessuno. Abbiamo la fortuna Una gallina di avere... di Polverara, Esatto. che è un presidio slow food, se non sbaglio, no? Sì. Esatto, e poi appunto abbiamo tantissimi piccoli allevatori qui che insomma lavorano molto bene, creano dei prodotti molto interessanti, noi dobbiamo svilupparli. Assolutamente. E quindi, però, noi ovviamente dobbiamo anche ritrovare tutti gli altri amici e chef, no, li chiamiamo qui. No, ma giriamo. No, non possiamo girare, meglio che stiamo fermi, no? Sempre le tue idee. Chiamiamo qui. Sono andati in piscina, mi sa. No, beh, intanto Davide. Andiamo in piscina? Ehi. Chi è? Davide Di Rocco. Lo conosci? Lo conosci? Bisogna sempre stare attenti al cognome. Sì, è sempre. Ma è una Davide cosa. Di Rocco. Ma infatti, secondo me, è diventata una sua caratteristica. Ormai lo conoscono tutti per questo motivo. Esatto, solo per quello. Anche Non lui- per altro. Anche lui nasconde il nome, perché in realtà lui si chiama Silicon. Ma insomma, lui. Poverino, ragazzi. Dai, parliamo di cose serie. Sì. Allora, Questo è un cosa. antipasto, non frutta. Ok? Ed è la mia interpretazione del fish and chips. Quindi sia un po' di baccalà cotto, un po' di baccalà crudo, patate, il classico fish and chips. Bene. Basta? Che non sarà il classico. Secondo me lui ci dice così, ma poi arriverà sul tavolo qualcosa di Abbiamo particolare. ricordato dove lo troviamo lui a Padova magari. No, diciamolo. No, Cioè, dillo l'abbiamo visto tante volte, ma mi sembra in un prato. Sono in un prato, esatto. Prato Sono in della Prato della Valle, quindi non vi potete sbagliare. Fuel.
Tra l'altro è bellissimo perché ha una veranda che appunto dà sul prato della valle e quindi oltre, cioè, abbinare le delizie della cucina con una vista di quel genere lì raddoppia il valore. Esatto, infatti il nostro punto forte è anche la vista, oltre alla bontà dei piatti. Infatti ero venuto a trovarti domenica, 2 domeniche fa ed eri chiuso. Ed ero chiuso perché troppa bontà va anche data un po' di riposo, no? Alla bontà va dato un po' di riposo. Viene lui, Chiuso prima. Va bene. Benissimo, grazie Davide. Buona serata, ciao. Grazie. mandi qualche Ci vai Andrea? Andrea? un po'. Sì, abbiamo visto che sei passato un attimo davanti, è stato molto bello, così ha creato... Andrea Valentinetti invece. Ah, vedi che lui ce l'ha scritto qui. invece Dove ha vai? scritto Dove vai? Abbiamo un Sei cuoco, contento? Sei un contento? cuoco, un cuoco serio. Contento perché lui... Apposta per Mario, perché Un cuoco serio. lettere, consonanti, vocali. Ristoratore. Bagno l'abbiamo visto lui. Lo vedremo, mi pare che sia questo giovedì. Quando è? Quando è? 12, Quando è? Basta. Il 12 luglio. 12 luglio, non è giovedì, no? No, no, idea. Il prossimo. Oltre a vederlo qua a Venezia Ciao, Noi lo vediamo sempre, sì. Ci sarà Però- anche, ci sarà anche sulla 14. Cos'era il canale? Oh, guarda chi arrivano. No, Mauro, grazie. Dopo bellissimo, spiegheremo chi sei. No, su che canale è? Sky 1, Sky 1. Ma non c'è anche sulla 9. dopo a settembre. Ah, dopo 2 volte. 2 volte, pensa a te. Mamma mia, Sei poi un dio. secondo me ci sarà una lista poi per 6 mesi minimo. Speriamo. Ma insomma, questo è lo scopo, perché fare bene da mangiare senz'altro, ma anche riempire i tavoli. Certo. Perché da radici i tavoli sono sotto e anche E sopra. adesso abbiamo visto che sono anche sopra perché Poi c'è l'enoteca, poi c'è la pasticceria, c'è il panificio, si sta allargando il ragazzo e fa bene perché fa tutto. Vicino ai motorini. Abbiamo saputo che sta comprando anche il distributore, ma non per la benzina, per il parcheggio. Quella è una bella idea, perché in città, in centro, il parcheggio. Ragazzi, Bisogna allargarsi, perché sennò la stella Michelin, se non hai il parcheggio, Dai, non arriva. Parliamo di stasera. Parliamo di stasera. Cosa ci fai assaggiare stasera? ci sono in scaletta io stasera. Non lo so, cosa dite voi? Io vedo qui un menù, cos'è? Chef in tavola? Sì, c'è E anche poi il suo tu? nome, c'è anche il suo nome. Tu cosa vedi qui? C'è scritto che dovresti fare, Gallina, rape e rape. Ah, per- quella gallina che stava scappando prima, ti ricordi quella ma gallina? soprattutto le rape. Presa? Le rape sono straordinarie. Le perché rape è un omaggio a Mario questa sera. le rape sono Invece che un mazzo di rose rosse, un mazzo po' di che- rape rosse. per Mario. Non vedo, Lui- non vedo il suggeritore probabilmente, che deve essere un certo Zanca, Zanca che non c'è. che non c'è questa sera. Ah, ecco perché non c'è. No, niente, è uno dei miei classici da quando ho aperto, quindi è questa gallina di Polverara che viene cotta come una volta, quindi 2 ore in pentola, con tutti gli aromi, con le carote, sedano, cipolla, mela verde, bacche di ginepro, foglie di alloro, pepe. Viene cotta 2 ore, poi viene spellata, viene fatta tutta tramite l'utilizzo delle mani, sfilacciata, quindi Viene soltanto digitalizzata. sfilacciata, viene condita con un po' di olio, sale e pepe e alla base abbiamo questa variazione di rape, quindi una crema, una chips, una rapa cotta sotto vuoto, delle verdurine in questo caso marinate con un aceto di mele e una maionese al curry, e questo è uno dei nostri classici che sta riscontrando sempre un grande successo. Sono proprio curioso. Quanto ci metti a fare un piatto così, a parte le 2 ore di bollitura? 5 minuti. No, voglio dire, tutte ste rote, verdurine, ste È rape. molto semplice, Sì? è molto tecnico ma molto semplice. È replicabile? È replicabile, è replicabile, sì. Ci sono signore che ti chiedono Beh, allora, sai cosa facciamo? come fare, no? Mario, se è replicabile, Sono un curioso. giorno che lui non ha niente da fare, come... Vieni a casa nostra, ce lo fa a casa nostra. oppure andiamo da lui e lo registriamo e lo facciamo vedere a tutte Anche le... potrebbe Sì, essere. no, Se c'è una cosa... Le ricette di Andrea, starebbe anche bene. Perché no? Sì. No, magari scriviamo le un ricette libro. di Andrea e i commenti di Mario. Scriviamo un libro. Una trasmissione di 2 ore. Tu una volta. Dai, stai più una di volta- qua che sennò sì, dai tu la una volta schiena ai puoi nostri andarlo anche a vendere il telespettatori. libro e Benedetta. No, io vado a Parodi, vendere... No, se vende Benedetta Parodi possiamo Vendere anche vendere noi io. direttamente. Sì. Voglio dire, Ci mettiamo un bel banchetto e tutti quelli che entrano nel tuo comprano il libro forza, obbligatoriamente. obbligatorio. Ho fatto i conti ieri sera a proposito di Benedetta. Con €1 a libro abbiamo fatto i Ma conti. tu pensi che questa cosa interessi molto i nostri telespettatori? Sì, sì, È sì. giusto che la sappiano. 3 milioni e 400 mila lire. Vedi che ha venduto pochi libri.
Scenderemo anche noi o no? Andiamo anche noi. Senti, Va Andrea, bene, ti sei Andrea, portato bene. nessuno dei tuoi? No, stasera no, tutto da solo. Sostituisco anche Zanca, forse dopo insieme a Di Rocco. Facciamo la perché fusione. stasera- Facciamo la fusione io di Rocco e ci trasformiamo in Stasera, Roberto Zanca. questa sera. tanto invito qui Paolo, che è il prossimo. L'esperto di verdurine. Esperto di verdurine. Ma Signori, farai un piatto, Allora, un piatto di Paolo, verdurine cedo il posto stasera? a Paolo io. Tu c'è il posto, Grazie, fate il grazie. passaggio del testimone. E qui è tutto un passaggio di testimoni tra un piatto Per e l'altro. fortuna che si presentano, perché anche Paolo, vedi, Anche lui, anche lui non è si- anonimo. è anonimo. Anonimo, ci Va sta. bene, ma insomma, Anonimo poi veneziano. gli facciamo una foto, anzi foto non ne mancano perché abbiamo la bravissima Chi è? Ah sì, la fotografa Valentina Ballarin, foto. che ci fa delle foto bellissime. A questi Sicuramente. vengono anche meglio che dal vivo, direi. Sì, anche meglio le tue riprese qualche volta. Anche delle mie riprese. Beh, le mie riprese sono reali, lei ovviamente. Torniamo a noi. Torniamo a noi. Allora, Paolo, tu che cos'hai stasera? Abbiamo dei tortelloni ripieni di patate al timo, cotte alla brace, una salsa all'albordinato e limone. Ecco Che vuol dire pasta fresca e uova e farina grani antichi di un produttore locale di Corezzola che ha ripreso dei grani, Russello nella varietà. Un ripieno, patate cotte prima alla brace, poi semplicemente schiacciate, condite con del timo e poi servite con una salsa, un formaggio arborinato e del limone. Perché alla brace invece che Perché bollite? mi piaceva sta nota, mi piace l'estate, mi ricorda comunque l'idea della brace, sì. Per stare fuori in campagna, Sì, queste sì, cose sì. qua. Perché ricordiamo poi che Paolo è del ristorante Corte Verde Chiara, che è a Corezzola, per cui facevi riferimento del produttore di Corezzola, Nel mezzo perché delle corti Cerchiamo benedettine. Esattamente, E quindi- ma in più lavoriamo con produttori locali, ci fa piacere, sono belle persone, per cui è giusto fare assolutamente. così. È Sì, giusto sì, fare sì. così. Bene, E Andrea la l'abbiamo già... Il rabarbaro laccato? Dov'è? È suo. No, è No. di Roberto. Ah, giusto, che stasera Zanca. Come mai Mi ha manca insegnato- Zanca mi ha stasera? insegnato tu a usare il Zanca, rabarbaro? Sì? no, Beh, lui Roberto, cucina Roberto- sempre pesce. Stai ma più non in qua, vuol dire, stai più Roberto, Mario. Ormai è lì, è bravissimo. e ormai lì è confinato dove? Stai coprendo. È confinato, sto comprendo. È confinato Zanca, ormai. Dai, non si può dimmi dire. È al le mare. novità di Zanca. È al mare. È al mare. Eh sì. Zanca dovrebbe essere E quindi pesce. in attesa, nel senso... Sta fumando. Cioè, è un momento un No, po' di... no, sta fumando, sta diventando andando su e papà, giù, per sta cui diventando sta papà, diventando papà, quindi stasera la sua assenza è pienamente, diciamo, scusata, Ma anzi assolutamente. È giustificata. giustificata. E quindi qualcuno di voi, insomma, in qualche modo prenderà il suo Sì, testimone sì, ma con e Roberto porterà a ci siamo termine. già organizzati a pieno. E quindi avremo completamente gli chef di Beh, tutti un e brindisi cinque. al futuro papà. Bene, un brindisi Voi e non avete i bicchieri, mi Eh, spiace vabbè, per noi voi. virtuale. abbiamo questo bellissimo microfono che vedi è sempre un colore che in qualche modo potrebbe assomigliare. Cosa facciamo adesso? Andiamo a mangiare? Andiamo a mangiare. Grazie. Alla prossima a voi.